Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto, ancora una volta, è quello di Victor Osimhen. Siamo tornati con un altro aggiornamento urgente ed elettrizzante sul mercato del Napoli. Con le informazioni più scottanti e sensazionali direttamente dal dietro le quinte del calcio europeo. Quindi lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino. Perché la notizia di oggi non riguarderà solo i tifosi del Napoli, ma tutta la Serie A. La Juventus sta preparando un attacco audace a Osimhen nel mirino. Secondo le informazioni pubblicate dal portale torinese ilbianconero.com, la vecchia signora è alla disperata ricerca di un attaccante di altissimo livello per la prossima stagione. In cima alla lista. Sì, è ancora lui, Viktor Gyökeres. L'attaccante svedese ha semplicemente chiuso la stagione con 54 gol in 52 partite con lo Sporting. Un numero assurdo, fuori da ogni curva, che lo ha reso l'attaccante più desiderato del mercato europeo. Non è solo la Juventus a volerlo. Anche il Napoli aveva già messo gli occhi sullo svedese, ma, come già sappiamo, è praticamente chiuso con l'Arsenal. Ed è qui che la sceneggiatura cambia completamente. Di fronte alla difficoltà, per non dire impossibilità, di togliere Gyökeres dal mercato, la Juventus rivolge la sua attenzione direttamente a Victor Osimhen. Proprio così, tifosi. Il bomber nigeriano, che è stato ceduto in prestito al Galatasaray la scorsa stagione e ha chiuso con 37 gol in 41 partite. Ora appare come piano B, o forse anche come piano A. A seconda di come si evolverà il mercato nelle prossime settimane. Ma non pensate che la Juve sia sola in questa corsa. Al contrario. L'Al Hilal, dell'Arabia Saudita, è tornato alla carica e ha messo sul tavolo un'offerta assolutamente folle. 50 milioni di euro netti a stagione per Osimhen. Sì, avete capito bene. 50 milioni all'anno solo di stipendio. Senza contare i bonus e un'altra fortuna che verrebbe versata al Napoli per concretizzare l'operazione. E non finisce qui, anche il Galatasaray, che sogna di avere Osimhen a titolo definitivo dopo il prestito di successo, è ancora in lizza. Disposto ad aprire i cordoni della borsa per assicurarsi l'attaccante nigeriano. Il grande ostacolo? Naturalmente, come sempre, Aurelio De Laurentiis. Chiunque voglia portare via Osimhen dal Napoli, specialmente un rivale diretto come la Juventus, dovrà prepararsi a una trattativa estremamente dura. Stiamo parlando di un presidente che ha già chiarito, con me non ci sono sconti. E se dovesse vendere alla Juventus, allora, il prezzo salirebbe ancora di più. Il riassunto della situazione. Il mercato è in fermento e il futuro di Victor Osimhen è diventato una vera e propria guerra internazionale. Italia, Turchia, Arabia Saudita e Inghilterra sono in gioco e qualsiasi mossa, da questo momento in poi, potrebbe cambiare completamente lo scenario. E ora, tifoso napoletano, voglio sapere da te, accetteresti di vendere Osimhen alla Juventus? Anche sapendo che è un diretto rivale? O pensi che De Laurentiis debba trattenerlo a tutti i costi? E per quanto riguarda l'offerta dell'Al Hilal? 50 milioni all'anno, si può rifiutare? Commenta qui sotto, dici da quale città ci stai guardando e, naturalmente, se ti è piaciuta questa bomba di mercato, lascia un super grazie qui sul canale. Perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci aiuta a continuare a portarti le notizie più calde e aggiornate direttamente dal dietro le quinte del mercato. Alla prossima!